Nel centro storico di Conegliano, tra spettacoli, attrazioni, giochi e specialità enogastronomiche, troviamo anche piacevoli sorprese come la mostra allestita in piazza Giovanni Battista Cima presso l'Oratorio dell'Assunta. Un connubio emozionante tra arte, tradizione e territorio. Così si presenta la mostra Presepi in Collina, organizzata col Circolo Culturale Conegliano in collaborazione con il fotografo Francesco Galifi. All'interno dell'oratorio è stato ricreato il paesaggio naturale delle colline, eletto di recente patrimonio dell'umanità, utilizzando delle foto come sfondo per i presepi, che si integrano tra loro con elementi decorativi semplici e naturali, ovatta, rami, foglie secche, e avvolgono in un'atmosfera accogliente il visitatore, che si sentirà immerso in un paesaggio d'inverno e in uno spirito natalizio semplice ed inaspettato. L'allestimento è ispirato ad una semplice passeggiata in collina e desidera guidare il visitatore, attraverso il semplice contatto con la natura, in un'intima contemplazione della nascita di Gesù. I presepi esposti sono opere d'arte realizzate da presepisti locali, con ceppi di legno, radici di alberi o residui di materiale bellico della Prima Guerra Mondiale, rinvenuti nei boschi sulle colline, nelle campagne o sul greto del Piave. Di fatto sono realizzati con materiali di scarto dell'ambiente, ai quali i presepisti hanno donato vita nuova, rappresentando con stupefacente ingegno creativo la nascita del bambino Gesù. Gli 11 capolavori che potete ammirare in questa mostra sono realizzati dai seguenti artisti: Fabio Corbanese di Campolongo di Conegliano, che ne espone 3, Daniele Dalcole di Solighetto, che ne espone 2, Renato Zambon di San Polo di Piave, che ne ha portati 3, Venanzio Bianco di Parè di Conegliano con 2 presepi e uno speciale di Antonio Capinotto di Parè di Conegliano, così come Diego Polese di Cimaldolmo.